A Cortina c'è ancora, in rovina, quella di un tempo che fu. L'enigma da sciogliere in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 è pista da bob sì, pista da bob no e soprattutto dove. Il ministro delle infrastrutture cerca di fare chiarezza e si schiera per la perla delle Dolomiti. Sul bob mi sono impegnato a portare come ministro e come ministero un progetto che non faccia spendere un euro in più, che non abbia impatto ambientale, che rispetti i tempi previsti, che tenga in Veneto quello che è giusto che sia in Veneto, e stiamo seguendo la tabella di marcia. Nelle prossime ore, se tutto va bene, dovrebbe essere pubblicato il bando di gara. I tempi stringono, ma le intenzioni sono quelle di riuscire. Sono convinto che si possa fare risparmiando tempo e risparmiando cemento, e lo scopriremo nei prossimi giorni, perché se il bando di gara esce entro la fine dell'anno, essendo oggi il 28 dicembre, vediamo presto quante aziende parteciperanno e mi auguro che ci siano, perché, ripeto, l'Italia ha vinto il dossier proponendo Lombardia e Veneto, Milano e Cortina, e togliere qualche infrastruttura sarebbe un peccato. Ovvia la soddisfazione del presidente della regione, che mette anche l'accento sulle questioni economiche relative all'impianto. Se avessero fatto la negoziazione privata, il bob sarebbe costato 180 milioni di euro alla fine. Se va in porto questo progetto, che è bob completo, che però ha solo un limite, che è quello delle tempistiche, perché ormai sono veramente tirate, soprattutto rispetto ai test event, ma soprattutto al collaudo, direi che qui avremmo fatto, diciamo, tombola, perché facciamo un bob low cost all'interno del budget fissato, che è di 81 milioni di euro, il che vorrebbe dire che rispetto a prima si risparmiano 100 milioni di euro.